Non tollerava più l'atteggiamento del suo capo, tra l'altro suo connazionale, tra l'altro suo superiore nel luogo di lavoro, la Fincantieri di Marghera, tra l'altro suo convivente nell'appartamento in cui risiedono nel veneziano. Così un rumeno 28enne incensurato ha deciso di risolvere la questione nel modo peggiore, afferrando un coltellaccio e colpendo una sola volta il 37enne con cui continuava a litigare mentre stava ancora riposando nel suo letto alle 5 della mattina. Recisa la giugulare, morte per dissanguamento. Una fine orribile, e fortuna ha voluto, se così si può dire, che nello stesso appartamento viva un terzo uomo, originario sempre del paese dei Carpazi, poco più di 40 anni, che ha disarmato l'omicida e avvisato i carabinieri. Nessun precedente penale pesava sui due tragici protagonisti dell'episodio. Il gesto ha inevitabilmente sconvolto il tranquillo quartiere residenziale di Mirataglio, località di Mira, in cui è avvenuto. Dalle urla spesso avvertite dai vicini di casa si è passati alle tragiche vie di fatto. Una vera e propria esecuzione a tradimento, non solo un delitto ma un modo follemente vile di porre fine ad un dissidio apparentemente insanabile.